Ho accattato l'automobile, per forza. Ho portato un paio di scarpe da caiga per fare punte e tacchi. Quando mi ha detto il conto, mi sono accorto che mi ha fatto pagare proprio da punta o tacco. In tutto questo, si vede che ha compreso il viaggio da Zena lassù. Sì, perché combinazione o parlava fu il resto. E mi devo pagare i viaggi per gli altri, ma lo viaggio me. E per risparmiare mi sono accattato a macchina. Vuoi rie? All'indomani che l'ho accattata, a se acciantali come in mu e a non se ci mescia. E a pensare che le hanno fuori serie. Fuori serie. Alle ha de fua perché lei va a cacciare via. D'altronde, quei palanche che ho detto non poteva pigiare altro. A me non mi sono mica perso d'animo. Mi sono messo lì, ho frigugnato per un mese e me l'ho aggiustato a me, in travaggio da Ken. Quando finì, ho giù a ciavetta l'accensione, si è accesa la luce in cucina. Ho sciaccato l'acceleratore, si è aperto il portico. Quando levò il freno a mano, le scappò il cannaio di quella do 4. E ora, ben o male, va, a spuncin, a streppelli, ma va. Quando passo mi per la strada poi sta tranquilli. Mi sono uno di quei piloti che quando vado forte fa che se fermo. A me velocità non si misura a chilometri, ma a parmi come a piccaggia. A me macchina è una carretta che per fare la nave bisogna dire e dare le scuriate. Ora con l'affare delle zebre non vi dico, tutti i momenti a pigia di restati. E è inutile dire che sono cavalli in pigiama, a non va e basta. A passa solo quando c'è qualche pedon. E allora su Murte. A proposito di Murte, l'ultima l'ho pigiata per sosta illimitata. E allì fermo che aspettava una donna e non sapeva spiegarmi sulle omere l'oio con la nave avanti o se le ha donna che fisse in re. E aspettava come un scemo, come la lampadina l'aspetta a luce, come i culisse aspettano un treno. E dopo tanto, invece da donna, le spuntò cantonè. Lei è in multa. Ma lei scherza, sono chi fermo che aspetto, non ha letto, sosta limitata a 2 ore, lei è più di 2 ore che aspetta. Sì, ma io non sono mica una macchina, Mi aspetto me galante. Anche se aspettasse sua moglie, a me non interessa. Se fosse mia moglie non l'aspetterei tanto. Allora concilia o paga subito. Cosa vuoi fare? O pagò. E dopo tante peripezie ho dovuto convenire che le meglio spende qualcosa di più e andarsene a pe.